io sono Clara e mio marito Erminio, siamo i titolari di Malga Zebari, Country House Malga Zebari, e prende il nome dalla contrada Zebari, che è la contrada più vicino, ed era appunto una malga di famiglia che anni fa veniva utilizzata appunto dalla famiglia di mio marito per il ricovero del bestiame. E qualche tempo fa abbiamo pensato di fare qualcosa con questa malga, di sfruttare questa struttura che avevamo, di farla diventare un'opportunità di lavoro. Facciamo soprattutto ospitalità, abbiamo 4 stanze e offriamo ai nostri ospiti la possibilità di dormire in un ambiente sicuramente tranquillo, immerso nel verde, e una buona colazione al mattino che prepariamo con prodotti dolci fatti in casa e prodotti che acquistiamo da piccoli produttori locali, proprio per promuovere in questo modo la Lessinia anche dal punto di vista culinario, insomma dei prodotti peculiari. Per la realizzazione dell'intervento abbiamo usufruito di fondi del GAIL Valdo Lessinia, li abbiamo utilizzati per ristrutturare il fabbricato, quindi partendo già dalle fondazioni, i muri, e sulle opere edili, anche opere di finitura. Abbiamo voluto riproporre quel fabbricato che c'era già in precedenza, anche se l'abbiamo rifatto completamente, però mantenendo le caratteristiche e le tipologie della cultura architettonica della Lessinia. Infatti vediamo i contorni, l'ingresso a volto, gli scuretti, il coronamento del tetto in pietra e varie altre tipologie che vedete nelle contrade, girando le contrade della Lessinia. I fondi sono stati da stimolo proprio per farci partire, perché eravamo indecisi se fare o non fare, cosa fare, eccetera. Con questi fondi abbiamo proprio avuto l'input per partire, perché abbiamo capito che c'è comunque anche un aiuto dalle istituzioni, per cui abbiamo preso più fiducia e siamo partiti. In prospettiva futura noi stiamo già usufruendo di un altro aiuto, sempre tramite il GAIL, per opere di completamento di questa bella struttura che ci sta dando anche tante soddisfazioni. Queste opere sono proprio di abbellimento, di completamento, con la pavimentazione esterna, con qualche arredo interno, col completamento del bar, della cucina, quindi delle attrezzature, e stiamo facendo proprio in questo periodo i lavori previsti da questo secondo intervento. Abbiamo avuto un'esperienza positiva con il GAIL per quanto riguarda la gestione della pratica con il primo intervento. Col secondo intervento è stato anche positivo frequentare una serie di incontri in cui c'era la raccolta delle idee, perché anche giustamente il GAIL deve orientarsi sulle proposte da portare avanti. Per cui ci sono stati vari incontri, anche lì sono stati interessanti. Adesso su questa seconda proposta abbiamo avuto ancora soddisfazione, anche ci sentiamo seguiti, per cui io direi che la cosa è andata bene e sta andando bene.